In sto dì di quarantena vorrei ringraziare chi senza paura continua a lavorare. Ci rischiando anche del suo, straco fisso e massacrà, non si ferma un secondo per il ben della città. E il primo grazie che lo dico a infermieri e dottori, che in mancanza anche di tutto i s'arrangiato dei parlori. I lavora senza sosta, senza mangiare neanche un panetto, e poverini senza il tempo di andare anche al gabinetto. Senza mai lamentarsi, mai nessuno a protestare, quando che tempo per le ciacole, qua che vite da salvare. Stesso impegno, altra mansione, per la protezione civile, che si muove a far di tutto mantenendo il stesso stile. Sorridenti, spensierati, anche in mezzo all'emergenza, sicurezza e buon umore, da loro non è mai carenza. Vigili, polizia, carabinieri, insieme pronti a beccar, ci vuol fare il furbo e da casa il pro a scappare. I veronesi si distingue quando gh'è da aiutarsi, pronti se occor anche a neladese a buttarsi. Così l'è che gli è tornati anche medici in pensione, veci alpini congedati col capelli in traer son. Perché alla fine poco importa se il grembiale stropiccià, se la penna del capello col tempo sa spenà, che da far mille operazioni, che da trovare quel che non è, portare a casa i cittadini che nascosti e scapè, perché se catta mille scuse per provare a far le gite, le immondizie gocciolanti, e il cancro, la prostatite, poi se va al supermercato per un etto di prosciutto. Insomma, pur di andare a zonzo, abbiamo visto far di tutto. Un grazie poi anche all'amministrazione, che coordina le forze con pazienza e compassione. E visto che la Pasqua nel frattempo le arriva, ve la auguro serena con sti versi svirgolà.